Lo scorso 17 marzo, presso il Ministero della Cultura a Roma, il comune di Valdobbiadene ha ricevuto una prestigiosa menzione nell'ambito del Premio Nazionale del Paesaggio. Al centro del successo c'è un progetto pluriennale che vede il passaggio non solo come cartolina, ma come una vera e propria enciclopedia all'aperto per le nuove generazioni. Cuore pulsante dell'iniziativa sono le strade dei bambini. Il 17 marzo ho avuto l'onore di presenziare al Ministero della Cultura per il Premio Nazionale del Paesaggio, ricevendo una menzione per un progetto che era stato presentato alcuni mesi fa a questo concorso nazionale, un progetto che in realtà in passato ha già ricevuto altri riconoscimenti a livello nazionale, partendo già dal 2015-2016 con il piano di assetto del territorio, poi sviluppato attraverso il prontuario della qualità architettonica in ambito rurale e successivamente declinato assieme a un progetto parallelo che abbiamo portato avanti negli anni scorsi, un progetto di comunità educante. E oggi quindi abbiamo ricevuto questo riconoscimento nazionale proprio per questo sviluppo che è partito dalla pianificazione urbanistica per poi trovare delle modalità di sviluppo del territorio urbano e agricolo attraverso il prontuario e una comunità educante che si è inserita attraverso le strade dei bambini. Cosa sono le strade dei bambini? Sono dei percorsi che sono stati individuati e che nei prossimi mesi andremo poi fisicamente a realizzare sul territorio, ripercorrendo quelle che erano le vecchie strade che venivano utilizzate dai bambini per raggiungere le scuole dalle proprie borgate, dalle proprie frazioni. Queste strade si sono dimostrate dei percorsi lungo i quali sono state individuate le cosiddette aule all'aperto e il progetto poi si completa con l'individuazione e la formazione delle sentinelle del paesaggio e del territorio. Sembrano concetti distanti da noi, ma in realtà sono facilmente comprensibili, soprattutto per la generazione come la mia o le precedenti generazioni, nelle quali ogni mattina si andava a scuola a piedi e lungo il percorso incontravamo dei luoghi nei quali o ci si fermava per incontrare altri ragazzi e completare il percorso verso scuola assieme, oppure dei capitelli, delle chiese, dei luoghi particolari. Ecco, questi luoghi particolari che per le nostre generazioni sembrano così ovvi e spontanei, disseminati sul territorio, in realtà per le nuove generazioni, per le future generazioni, probabilmente potrebbero essere destinati all'abbandono o comunque a non essere più riconosciuti come luoghi significativi del nostro territorio. E lo stesso per le persone. Quando eravamo piccoli avevamo sempre quelle persone di riferimento, oltre ai nostri genitori, che ci accompagnavano nella nostra crescita, raccontandoci le storie del passato, come si viveva sul nostro territorio, che attività venivano fatte agricole, manufatturiere, le tradizioni del nostro passato. Basti pensare per esempio al carnevale e ogni borgata realizzava un carro mascherato che poi veniva esposto durante le sfilate carnevali, ma in realtà erano mesi e mesi di ritrovo in un capannone della borgata, bambini, adulti, anziani che lavoravano assieme e durante il lavoro serale notturno in realtà era un continuo apprendimento di conoscenze, tutte cose che stiamo perdendo ovviamente oggi perché
perché è più difficile dedicarci del tempo per incontrare altre persone, perché è più facile stare a casa e guardare la TV o il cellulare. Invece il recupero, insomma, di quello che era la comunità che formava i giovani, i bambini, i giovani, gli adolescenti, oggi lo possiamo recuperare. Lo possiamo recuperare proprio attraverso il nostro territorio, il nostro paesaggio, che ha ancora moltissime testimonianze di una storia che racconta se stessa, che racconta il nostro passato e la nostra tradizione, la nostra cultura. Importante però è vivere il nostro territorio. Qual è il miglior modo di accompagnare ancora i nostri ragazzi lungo queste strade, questi percorsi che una volta utilizzavamo proprio per andare a scuola e mostrare loro attraverso appunto dei nostri concittadini che ancora conoscono e riconoscono le nostre tradizioni, le nostre peculiarità, raccontando ai bambini e ai ragazzi come si viveva, quali erano i valori del nostro territorio. Ovviamente tutto questo non si sostituisce, anzi può integrare e completare quella che è la formazione scolastica che le nostre scuole statali o paritarie dall'infanzia, dal nido all'adolescenza, alle scuole superiori già danno. È un'integrazione che viene data. Il fatto che Valdobbiadene possa essere considerata davvero un'enciclopedia all'aperto deve essere riconosciuto come un valore aggiunto al nostro territorio. Ovunque noi andiamo, dal fiume Piave al Monte Cesena, attraverso le colline e le borgate, tutto ciò che vediamo, se noi dedichiamo del tempo a ciò che vediamo lungo questo territorio, lungo i nostri percorsi, tutto ci insegna la storia, la cultura, la religione, l'arte, il lavoro. Ecco, questo vuole essere valorizzato attraverso oggi la strada dei bambini, che è il proseguimento appunto del prontuario della qualità architettonica in ambito rurale, che va a individuare le regole compositive del paesaggio, cioè come il nostro paesaggio è stato trasformato dall'uomo valorizzandolo nelle attività agricole e nelle attività all'interno delle borgate, e partendo ancora all'inizio dalla pianificazione urbanistica. Sono sicuro che poi questo progetto della strada dei bambini potrà avere un'ulteriore evoluzione per il futuro. Insomma, è un percorso che continuiamo a fare assieme. Il riconoscimento che abbiamo ottenuto al Ministero della Cultura è una soddisfazione, un orgoglio che voglio certamente condividere con tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto pluriennale, dall'architetto Andrea Rossetto a Danilo Casertano, gli uffici comunali tutti, perché tutti hanno partecipato a questo progetto, molti concittadini che in prima persona hanno collaborato, e le scuole, e insomma in tutta la comunità di Valdobbiadene. Non deve essere visto come un riconoscimento, un attestato, una medaglia che viene appesa ad un muro, ma un riconoscimento che noi stessi ci facciamo sul valore storico paesaggistico del nostro territorio, sul valore dei giovani e della famiglia, delle famiglie di Valdobbiadene, e su che prospettiva futura di crescita vogliamo garantire ai nostri giovani. È un lavoro che durerà ancora diversi anni, sicuramente avremo tante altre soddisfazioni.